Povero Veneto, sempre più povero. Lo dicono i dati del rapporto Povertà di Caritas e Fondazione Zancan, l'istituto di ricerca che anche quest'anno ha analizzato i numeri di chi vive in povertà in tutta la penisola e, come c'era da aspettarsi, se il dato nazionale rimane sostanzialmente invariato, da anni ormai intorno all'11%, sono le regioni tradizionalmente più ricche e tra queste il Veneto a dare i segnali più preoccupanti. Quello della nostra regione, nello specifico, è allarmante. Per la prima volta nella regione Veneto la diffusione della povertà supera la media dei valori del nord e la povertà passa da un 4,5 nel 2009 a un 5,5 nel 2010, che significa che 100.000 famiglie, 250.000 persone nel Veneto sono povere. 250.000 persone, una città come Verona. Tanti sono i veneti poveri suddivisi ormai in tutte le province. Poveri significa per le statistiche una famiglia di 2 persone che vive con 992 euro al mese, oppure di 4 persone che vivono con 1.620 euro. Al giorno fanno 54 euro. In realtà altri 730.000 sono sopra la soglia, ma considerati a rischio povertà. Dall'analisi ecco anche il dato relativo alla spesa dei vari comuni per aiutare le situazioni di disagio. I più generosi sono quelli delle province di Venezia, con una media di 63 euro pro capite, e Padova con 49 euro, 2 casi ben oltre la media regionale di 40 euro. Ma il dato è del 2008, quando ancora la crisi e la scure dei tagli non si erano abbattute con l'attuale violenza sulla nostra regione. È una crisi che si manifesta stata anche rispetto alle risorse che hanno i comuni e quindi sarà interessante vedere per i prossimi anni l'andamento della spesa, appunto come sarà, se sarà in crescita o molto più probabilmente in diminuzione.